Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Come notiamo dall'immagine, a Pian delle Femmine abbiamo avuto delle nevicate abbondanti, soprattutto al di sopra degli 800 metri sui rilievi prealpini, mentre qualche nevicata coreografica si è avuta anche sotto i 500 metri, ma nulla in pianura. Infatti il freddo polare non ha potuto raggiungere la nostra penisola per portare nevicate fino in pianura, ma abbiamo avuto delle piogge sparse su molte aree pianeggianti nel nord Italia. Nel corso dei prossimi giorni le temperature crolleranno sotto la media e si formerà una depressione sul Mar Ligure che eserciterà di nuovo una fase instabile. Infatti il nucleo che si andrà a formare favorirà nuove piogge, ma soprattutto nevicate in pianura. Come notiamo dalla grafica, mercoledì sera avremo già dei primi deboli fenomeni sparsi che andranno a esercitarsi sulla pianura occidentale, mentre la giornata di giovedì regalerà fiocchi, bianche sorprese fino a bassissima quota, fino a quote pianeggianti. Potremmo avere fiocchi di neve mista a pioggia, addirittura fasi di neve bagnata, possibili accumuli sopra i 200 metri di quota dove l'aria fredda sarà maggiore. Nel corso dei giorni successivi il freddo polare continuerà ingente sull'Italia, il maltempo si concentrerà maggiormente al sud con fenomeni sparsi e temperature che rimarranno sotto la media con tempo più stabile fino al weekend con gelate diffuse.